Salve a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, buon appetito per chi sta mangiando, buon lavoro per chi sta lavorando e per chi sta al mare, un buon bagno. Quindi ragazzi, anche oggi altre due scosse di terremoto hanno colpito di nuovo. Una è avvenuta in Italia, a Macerata, stanotte, una scossa di magnitudo 2,5 è stata molto sentita in provincia di Macerata, ad Acqua Canica, quindi deve essere qualche paesino di Macerata. Poi c'è stato un altro terremoto di magnitudo 4,8 registrato un'altra volta nell'isola greca di Creta, quindi un'altra volta la Grecia ragazzi. L'epicentro è stato sempre individuato ad Atene, a 68 km a largo di Agios Nikolaos. Ha una profondità stavolta però più grande di 36 km. Fortunatamente non ci sono segnalazioni di feriti o danni, anche se la scossa come sempre è stata avvertita in molte località nel nord dell'isola, anche perché la scossa in effetti aveva una profondità di 34 km, quindi un po' rispetto a quella di ieri, un po' più alta diciamo. Comunque è stata lo stesso sentita, quindi in effetti queste sono le due scosse che sono avvenute, una in Italia e una in Grecia. Poi non ci sono, perlomeno fino a quest'ora qua, altre scosse di terremoto nel mondo diciamo. Queste sono le uniche scosse sia in Italia che al di fuori dell'Italia, quindi una a Macerata stanotte e l'altra stamattina in Grecia, esattamente all'isola di Creta. Quindi queste due scosse sono state avvertite in Italia e nel mondo. Non ci sono danni né in Italia né in Grecia, quindi tutto bene. E come sempre ragazzi ci sentiamo al prossimo video. Grazie a tutti, arrivederci.